Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina, oggi parleremo di un'egregora virale. Perché? Perché come vi ho già spiegato in altre pillole sulle egregore, c'è qualcuno che sta costruendo una super egregora. Però prima di iniziare questa micro pillola vostro Marietto Veneziano, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri super bellissimi gruppi di Facebook, nei diari di Facebook e chiaramente anche nel canale di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera si tiene un percorso esoterico tenuto da il Garda Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto parleremo di queste egregore. Per chi non sa cosa sono le egregore, ho fatto delle bellissime pillole molto stringate ma piene di succo nel canale del vostro Marietto, quindi può andare tranquillamente a rivedere. Riprendiamo un po' il discorso. Vedete che in questo periodo l'Italia è un po' sotto pressione, anche perché Urano è nella casella del Toro, e quindi chi ha voluto costruire queste egregore ha usato, come si suol dire, il periodo non magico ma planetario per influenzare al massimo questo attacco che però purtroppo devo dire ha dei risultati eccezionali, perché sui social e nei mass media si vede un tamburel battente che insomma fa paura perché la gente purtroppo non, come si suol dire, rinforzata o protetta, c'è caduto in pieno e si fa trascinare un po' troppo dall'ansia. Chiaramente non entro nel merito del problema del virus, perché già che ci sono super esperti sui social, io ho detto la mia in alcune pillole e rimango sempre su quella posizione. Quindi il problema cos'è? È che queste egregore la state creando voi, la state rinforzando voi per il prossimo attacco, per la prossima invasione, quindi state perdendo energia e dandola a questo creatore di egregora, che chiaramente è stato geniale, perché con due mosse, cioè i movimenti planetari di Urano su Toro e questo virus, questo potenziale virus, praticamente ha creato questa egregora che per molto tempo vivrà e ne potrà usufruire delle energie che voi avete donato direttamente o indirettamente. Il vostro Marietto vi ha già spiegato come potervi proteggere tramite circuiti radionici che metto a disposizione nel sito alcapitano.altervista.org in modo gratuito. Vi ho spiegato anche con l'alimentazione come fare, e con i circuiti vibrazionali tipo quello della melatonina, che è molto importante, che si può scaricare nel sito alcapitano.altervista.org. Quindi cari amici, per tagliare anche questi parassiti egregorici che sono stati costruiti sotto questo transitorio planetario, perché è stata studiata a tavolino, il vostro Marietto anche in questi giorni ha fatto una pillola di conseguenza per tagliare proprio questi influssi negativi. Vi consiglio di andarla a vedere. E in più bisogna anche tenere in considerazione che il nostro governo sta facendo tutto il possibile per arginare questo attacco, mettendo in campo tutte le forze possibili. Chiaramente lo fa in modo politico, in modo blando, no? E quindi non sa benissimo cosa sta succedendo, perché come vi ho spiegato anche i nostri servizi del Ministero degli Interni hanno dietro delle persone, dei personaggi di conseguenza di altissimo livello che capiscono benissimo la situazione, ma comunque lo stanno gestendo in modo molto elegante e politico. Quindi il vostro Marietto vi chiede di andare a vedere le pillole sulle egregore, no? Così che capiate cosa sta succedendo a livello vibrazionale magico, e di conseguenza potete prendere sempre attraverso le pillole del vostro Marietto delle difese che tolgano o taglino questi agganci vibrazionali che vi hanno messo senza che voi ve ne rendiate conto. Bene, eventualmente potete anche poi farvi fare o dal Marietto Veneziano o dalle Garda dei sigilli di protezione, perché arriveranno, come vi ho spiegato, fino al 2026-2029 dei periodi di montagne russe un po' altine e un po' bassine, ma ci saranno più bassi
che acuti. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito qui questa micro pillola, vi invito di nuovo ad andare a vedere le altre pillole sulle egregore e sull'alimentazione, che è molto importante. Vi invito a non avere questo panico che gira sui social, che è praticamente un dono che voi fate alle egregore, lasciate stare, non parlate mai neanche di quel nome, non andate a dire niente, fatelo scivolare via e cercate nelle pillole del vostro Marietto dei piccoli aiuti vibrazionali e radionici. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!